Penso che sia più logico arrivare a determinare i mesi di durata della risposta anticorpale, che ormai questa diventerà un'unità di misura, della serie il vaccinato dopo 10 mesi, e sembra sia questo più o meno il parametro, ha comunque la necessità di farsi la terza dose, sempre su base volontaria. Allora qual è il tema che pongo? Il tema è che sicuramente ci sono delle priorità per categorie, immunodepressi è la categoria che più ci sta a cuore, poi c'è tutto il tema degli anziani, ma che comunque ci sia un parametro che sia un indicatore per il resto della popolazione che con un accesso volontario possa decidere o meno di farsi la terza dose. Se domani mattina il CTS ci dicesse che dopo il 10° mese chi vuole può valutare la terza dose, noi riusciremo anche da un punto di vista organizzativo a muoverci molto meglio. Comunque la nostra preoccupazione oggi qual è? I nostri anziani che abbiamo messo in sicurezza per primi e che stanno affrontando un nuovo inverno e anche una vaccinazione, non dimenticatelo, dell'antinfluenzale. Perché anche qui, che senso ha andare 2 volte a cercare un anziano per la vaccinazione, cioè terza dose e antinfluenzale, quando potremo ad esempio fare tutto un giro? Devo dire che è innegabile che noi dovremmo prepararci logisticamente e dal punto di vista di operatività per la terza dose. Una terza dose che peraltro avrà anche una difficoltà perché dovremmo distribuire lo sforzo vaccinale tra i centri vaccinali e il domicilio, perché spesso l'immunodepresso piuttosto che l'anziano dovremmo andarselo a trovare in casa di riposo. Quindi è una situazione, una congiuntura strana che non è mai capitata nelle vaccinazioni, cioè andare a domicilio, contemporaneamente fare anche centri vaccinali. Allora l'appello che faccio ai cittadini che non rientrano in queste categorie, ma che sono quei cittadini che ancora oggi non hanno deciso se vaccinarsi o no, ricordo solo che se hanno deciso di vaccinarsi è meglio che lo facciano velocemente, perché probabilmente nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, ma sicuramente prima di fine settembre partiremo con la terza dose e quando si partirà noi dobbiamo dare altre priorità alla macchina vaccinale.